Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 26 marzo e quali sono le caratteristiche predominanti per questi nati che appunto sono accomunati dagli influssi lunari per questo giorno. Prima però di procedere con l'analisi vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non lo avete fatto vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. I nati di questo giorno appartengono al dominio mensile Ariete, come ho già detto in altre pillole collegate appunto ai nati del mese di marzo. Ariete dona molta intraprendenza, molta focosità ai nati del mese, ma anche qualche aspetto negativo dato appunto dalla loro intemperanza, dalla loro impulsività che potrebbe metterli in difficoltà in alcune circostanze, soprattutto anche riguardo all'aspetto economico talvolta, per via di alcune imprudenze oppure di eccessi di fiducia, di cui comunque generalmente i nati con forti valori di Ariete possono anche avere. A caratterizzare inoltre la nascita delle persone appunto con questi influssi vi è la stella Capo Scorpione, vale a dire che la prima costellazione attraversata dalla Luna in questo giorno è la costellazione Scorpione. Questo dona ai nati di questo giorno un atteggiamento, un comportamento un po' militaresco, perché si somma a già gli influssi marziani presenti in Ariete, hanno probabilmente una propensione appunto per tutto quello che sono le attività collegate ai corpi armati oppure alle divise in generale. Però l'influsso alternato di fuoco nel dominio mensile, acqua nella stella Capo e di nuovo fuoco nell'opposizione che è portata per questi nati dalla costellazione Leone, visitata per seconda dalla Luna durante il transito della sua giornata, il suo tragitto, può creare appunto un atteggiamento volubile, comunque come ho detto focoso, ma anche distinto, comunque intelligentissimo, un po' capriccioso. Dunque c'è una forma di incostanza in questi nati proprio dato dall'incompatibilità dei due elementi delle prime due costellazioni. Un altro aspetto molto interessante per questi nati è che nella loro vita le questioni di natura sessuale saranno molto importanti e vissute molto intensamente e a causa probabilmente di queste passioni incontrollate potranno incorrere in qualche guaio, qualche piccola preoccupazione. La loro intelligenza è sicuramente molto elevata, la fortuna è mediocre, diciamo che non brilla tantissimo, sono comunque molto resistenti e un po' nervosi. Effettivamente le due costellazioni che per prime sono attraversate dalla Luna in questo giorno sono considerate di terzo gruppo, dunque portano sempre delle problematiche in più, portano sempre qualche prova, qualche difficoltà, a maggior ragione che non essendo di elementi simpatici fra loro, creano appunto una specie di disallineamento, no, interno nella personalità di questi nati. Nonostante tutto hanno una natura molto attiva e combattiva e possono essere spietati nemici, dunque è meglio averli come amici. Comunque nell'arte e nel commercio possono trarre la loro maggiore fortuna. Ad ogni modo, un altro aspetto che può essere indicativo per quelle che sono le predisposizioni sia per gli studi che per le attività lavorative che potranno scegliere questi nati sono dati appunto c'è un altro aspetto è dato dalla valutazione del dominatore del giorno e dominatore dell'ora di nascita, che appunto colorano queste previsioni e in certi casi possono anche ribaltarle.
Da segnalare qualche difficoltà all'apparato cardiocircolatorio, dunque questa è una cosa che dovranno osservare e per la quale dovranno fare attenzione, così come anche una certa debolezza dal punto di vista cerebrale. Significa che sarà meglio che facciano integrazione dove possono, perché potrebbe influire molto sull'umore di questi nati. Io ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi ricordo che chiaramente esistono dei caratteri di personalizzazione che non possono essere tenuti in considerazione in queste analisi di carattere generale, e dunque se avete curiosità rispetto alla vostra data di nascita e vi interessa saperne di più o ricevere appunto informazioni legate alla vostra nascita, non avrete che da contattarmi per un consulto privato. Io vi ringrazio ancora e vi ricordo ulteriormente il mio invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci ritroviamo qui per i nati del 27 marzo domani sul mio canale, sempre alla stessa ora. Grazie e a presto.